Si è sbloccato, quindi noi abbiamo adesso 20 milioni di euro dei fondi FSC, quindi fondi importanti da utilizzare. Ne mancano altri 6, vedremo di reperirli, quindi Terraglio Est diventa realtà. Approvato in conferenza dei servizi il progetto definitivo del Terraglio Est, passaggio fondamentale per il completamento della dibattuta opera destinata a sgravare dal traffico una delle arterie più frequentate dell'area sud della Marca. Il plauso del presidente Zaia. È stata già finanziata con 20 milioni, adesso nei costi che dovremmo sopportare in virtù di ulteriori adeguamenti che ci sono stati imposti dalle diverse commissioni, arriveremo a 26 milioni, ma insomma ci siamo, si fa. 3 chilometri di strada che collegheranno Dosson con la tangenziale di Treviso all'altezza della rotonda dell'ospedale. Soddisfazione anche dal sindaco di Casier. Sono 15 anni che probabilmente si aspetta che venga al più presto terminata per la viabilità. Io capisco e comprendo un po' tutto l'iter, comprendo anche le difficoltà di qualcuno per accettarla, ma non riesco a capire ancora oggi come mai non si possa arrivare a capire che è determinante per i nostri territori, a partire da Treviso per arrivare a superare anche la frazione d'Osson. Grande soddisfazione per l'approvazione del progetto anche da parte del sindaco di Treviso, Mario Conte, nonostante proprio la mobility manager di Cassugana giusto un mese fa avesse sollevato più di qualche perplessità. Opera necessaria strategica, dice il sindaco Conte, che andrà a migliorare sensibilmente la viabilità del territorio su larga scala. Faremo di tutto in stretta collaborazione con la Regione Veneto affinché questa venga realizzata tenendo conto delle esigenze dei cittadini del quartiere di Sant'Antonino.